Basta parole ma fatti, ospite dei nostri studi Franco Manzato, assessore all'agricoltura e alla pesca. Oggi parliamo di pesca, abbiamo parlato nelle puntate precedenti di quello che si è fatto, oggi parliamo di quello che si farà. Salve Franco Manzato. Buongiorno, buongiorno a voi. Beh, spero che si faccia molto, anche perché abbiamo deciso di intervenire non solamente con strumenti finanziari innovativi, perché cercheremo di coinvolgere Veneto Sviluppo, che è la finanziaria della Regione del Veneto, nell'aiuto alle imprese, oltre che la programmazione comunitaria, si chiama FEAMP, le risorse che di anno in anno metteremo a disposizione del sistema della pesca. Ma oltre a questo abbiamo deciso in unità di crisi, ma anche con il governatore, di poter intervenire su tutte le opere a mare che in qualche modo stanno modificando il sistema della produzione ittica e che mette in difficoltà le imprese. Uno su tutti è stato il terminal offshore, questa ipotesi di terminal che ha visto per la prima volta intervenire in maniera molto forte anche il sistema pesca con degli interventi importanti che anche in termini finanziari che potrebbero sistemare, diciamo, in maniera strutturale tutto il comparto della pesca del Veneto, quindi una pesca che vuole essere protagonista dello sviluppo del Veneto, gli imprenditori e i loro rappresentanti della pesca che sono determinanti, saranno determinanti anche per il loro futuro attraverso un'unione tra l'intento della Regione del Veneto e il loro interesse economico. E quindi non solo le opere a mare, finanziamenti di un certo tipo legati al Veneto Sviluppo e invece il FEAMP che è la programmazione dei prossimi 5, 6, 7 anni rispetto a questo comparto. In aprile-maggio, comunque i primi mesi del prossimo anno, ci saranno gli stati generali della pesca professionale, proprio perché tutti gli operatori possano disegnare il proprio futuro insieme alla Regione Veneto e insieme al Ministero rispetto al futuro che deve essere dedicato a loro, proprio perché è un comparto importante economicamente. Certo. Ecco, i pescatori si lamentano del fatto che hanno delle imbarcazioni che sono costate molto, hanno dei mutui da pagare e dicono che non riescono a coprire le spese perché è aumentata troppo, per esempio, il costo del gasolio. Sì, questa è una partita importante che ci giochiamo a livello italiano, è una sottolineatura che il Ministero ha già fatto e che deve essere tenuta presente. E chiudendo questo tipo di partita ritengo però che ci siano buone speranze per il comparto, perché è uno dei comparti più forti che ci siano in Italia. Benissimo, finisce qui quest'altra pillola del nostro Basta Parole ma Fatti. State con noi, comunque seguiteci perché parleremo ancora di argomenti legati all'agricoltura, alla pesca, perché Franco Manzato è un assessore che ha fatto molto in questi anni e ha molte cose da dire.